Oggi tutte le menzioni che ci hanno raccontato sono venute fuori tutte e adesso non sappiamo più cosa fare. A parlare uno dei dipendenti della CAM di Chioggia al termine del vertice urgente convocato in municipio dal sindaco per tentare di trovare delle soluzioni alla crisi dell'azienda. Insieme ai vertici, organizzazioni sindacali, il commissario giudiziale, l'autorità portuale e il centro per l'impiego. Loro hanno chiesto tranquillamente all'azienda che se è in difficoltà che vengano licenziati in modo da poter attivare le procedure per avere quantomeno la disoccupazione che possa portare qualcosa anche in famiglia. L'azienda, infatti, in crisi dal 2020 ha messo in ferie i 50 lavoratori di CAM e CAM Evolution. Un giorno per l'altro ci hanno detto da domani siete tutti in ferie. Per noi è stata una doccia fredda, però c'era chi aveva ancora ferie e chi non ne aveva. La risposta di loro è stata non preoccupatevi, lo stipendio è garantito a tutti e dopo quando ci sarà ci metteremo a posto coi conti. Noi abbiamo accettato perché appunto dobbiamo portare lo stipendio a casa, però questo non è successo, noi siamo 2 mesi adesso che non percepiamo lo stipendio. Incolpando l'autorità portuale. L'autorità portuale però, quello che volevo proprio evidenziare, ha chiarito davanti a tutti che il progetto del waterfront non va minimamente ad influire sulla situazione della CAM, perché ero stato appunto contattato da diversi lavoratori della CAM i quali mi dicevano che a livello della proprietà si diceva che il comune aveva delle responsabilità sul fatto di questa proroga della concessione da parte dell'autorità portuale a causa di questo progetto del waterfront. Il progetto del waterfront esiste, ma è un master plan di riqualificazione futura del progetto, ovviamente del quartiere di Saloni, quindi notizie che erano state riportate ai lavoratori ma che si sono rivelate false. In sintesi, l'azienda avrebbe incolpato amministrazione e progetto Waterfront della situazione, quando in realtà, dicono i sindacati uniti, così non è. Ora si attende il secondo tavolo che convocherà la Regione tramite l'assessore Mantovan per far fronte alla situazione. L'azienda oggi ci ha detto di aver affidato incarico a degli avvocati esperti di valutare la situazione, quindi su che cosa fare, sul fatto che la CAM possa andare avanti, CAM e CAM Evolution possa andare avanti o no. Attendiamo il tavolo regionale, ripeto, quindi con l'assessore Mantovan. Al tavolo regionale già un mese fa la Regione si era resa disponibile a cassa integrazione straordinaria, quindi a vedere molte cose per aiutare, per venire incontro proprio ai dipendenti.